L'economia a portata di tutti, soprattutto di imprese e famiglie che magari devono gestire mutui e fidi, facendo i conti con le difficoltà della quotidianità. È a tutto questo che il Comune di Rossano Veneto dedica 3 serate per parlare di economia reale e futura. A disposizione un team di esperti che già da giovedì 13 febbraio metteranno sul tavolo le loro conoscenze e la loro professionalità per aiutare i cittadini nell'intricato sistema dei rapporti con gli istituti di credito. Giovedì abbiamo la possibilità di sentire persone esperte parlare di questo tema, capire quanto ci impegna poter rientrare dei nostri capitali, dei nostri interessi, dei nostri soldi e quanto ci costa far ripartire l'economia. L'appuntamento è giovedì alle 20:30 a Villa Caffo, ma non è tutto. Ci sarà la possibilità il venerdì successivo, quindi venerdì 14, per chi lo desidera su appuntamento, di poter avere un colloquio privato con questi esperti e conti bancari alla mano, vedere se le condizioni applicate dalle finanziarie a cui si sono rivolti o dalle banche a cui si sono rivolti sono condizioni ottimali o se possono tornare a casa di qualcosa. Mercoledì 26 febbraio si parlerà invece di bot e INPS, mentre mercoledì 5 marzo il tema sarà l'economia immorale. 3 serate per conoscere sempre meglio un settore che oggi più che mai ha un ruolo centrale nelle vite di tutti. Fintanto che soldi ce ne sono stati per tutti, magari tante cose non le abbiamo guardate. Ora, in questo periodo, io sono sempre più convinta che anche gli istituti di credito devono fare credito, quindi non devono fare finanza, ma devono fare credito soprattutto alle aziende.